Bisogna che ci mettiamo d'accordo su due cose. Beh, anzitutto Pavaneto bisogna che si metta d'accordo con se stesso, perché di solito ci spiega che la polizia ha ragione, oggi vedo che cambia idea. Ho l'impressione che purtroppo il decadimento della politica porti anche a questo, cioè che qualche assessorino per raccattare qualche voto pieghi la schiena di fronte alle tifoserie. Io invece penso che la politica debba avere la schiena dritta di fronte alle tifoserie e dire quello che si pensa, senza avere il retropensiero di guadagnare qualche piccolo voto. Detto questo, bisogna che ci accordiamo anche sulla logica di base. Cosa ci fa un pullman di padovani in Campania il giorno della partita? È evidente cosa si era andati a fare. Se lo si fa, e lo si fa senza avere la tessera del tifoso, si sta andando in cerca di avere dei problemi, quindi io tutto questo dibattito non lo capisco, cioè se io vado a 250 all'ora in autostrada, so che se mi fermerà la polizia mi ritirerà la patente. Se io vado a vedere una partita in trasferta senza tessera del tifoso, so che posso essere raggiunto da un provvedimento come il DASPO. Dunque non capisco, ho l'impressione che se fossimo in Germania o in Gran Bretagna questo dibattito non ci sarebbe. Senta, Assessore, Noi invece... ultima cosa che le chiedo, siccome tanti commenti a quella frase che poi ha detto lei commentando, insomma credo subito via Facebook o qualcosa del genere, ci sono stati anche commenti pesanti, qualcuno nei suoi confronti? Ma sì, sono alcuni ultras che si commentano da soli con insulti di ogni tipo nei miei confronti, ma a me questo poco interessa perché non è certo il parere di 30-40 ultras che mi impressiona. Io faccio parte di un'amministrazione che governa una città di 210.000 persone, penso prima alle altre 209.000 erotti che alle 1.000-1.500 che si sono appassionate a questo tema. Ripeto, le altre 209.000 eccetera persone che cerco di rappresentare, interpretare nel mio faticoso lavoro quotidiano, non credo abbiano tutta questa foga contro l'ordinanza della polizia, anche perché diciamoci la verità, vi pare logico che con i problemi che ha l'Italia oggi ci tocchi perdere tempo e impegnare le forze dell'ordine per inseguire 44 persone che sapendo di non avere i titoli per entrare in uno stadio si avvicinano a quello stadio? Ho l'impressione che stiamo perdendo, per cui gli insulti mi lasciano abbastanza, o anche i toni minacciosi mi lasciano abbastanza indifferente, perché io ho la schiena dritta a differenza di Pavaneto o di altri. Grazie Assessore, grazie, ma è stato molto chiaro. Vi ringrazio, ma penso che la questione si chiuderà velocemente.